E questo è pure il rosso. E quello è un cosa di mare. Casa detta tutte cose. Mamma, sono le 4:30 e papà non si vede ancora. Morire che facciamo stesso fatto da ieri sera. Che ci mangiamo una pizza 5 persone. Mamma, io tengo fame. Tengo fame. Hai ragione, figlia mia. Hai ragione. Ma che posso fare? Mannaggia a me quando mi scusai con mamma. Ma l'ha combinata Napoli. Se è voluta un cucchillo miserabile era un felice. Non vuole fame più disperate mie. E ma stasera faccia fornire. La faccia fornire. A proposito, mamma, la moglie Don Felice mi spotte. La moglie? Ma quando? Ha innamorato Richard. Ma perché cazzo? Ieri, io mi affacciata alla finestra e aspettavo che passava chi lui giovane che aveva fatto per me. Dicendo che non sta bene a fare l'amore fuori al balcone. Guardate, ha fatto scrupolo non ha risella. Invece è Baresse che si è messo con un uomo sposato. E poi tu si figlia mia, ha racconto sulla mente. Ma voi vedete che vuoi che si è passata in testa casa? Oggi non mi fido, mi fa male la casa. Si tenete seta, io te la piglio. E va bene. Allora vorrà dire che quando beverete voi, beverò pure io. Mamma, la porta! In una roba. E nemmeno. Ehi, manco! Ma che è la porta non l'ha sentita? Ecco ci sto solo in sta casa. No, e non credo che eri Don Felice, o marito vostro. Ma può essere pure Don Pasquale, il vostro marito. Io non sono casa per nessuno. Ma vabbè, come va la porta, va? Hai ragione che può essere papà! Si è felice, ha già venuto a casa. Si è Pasquale, l'ha già venuta. E Don Giacchino! O padrone casa! Oh, io va cappiamo. No, Ma chi sta dicendo? Ma chi? no, Io. Buongiorno! buongiorno. Io voglio essere mamma! Voglio essere mamma! Voglio essere Anzacchi, ma che anni da fa? Alla fine poi capita te. 8 pigioni, 110 litri. Ma per 110 litri facile a frasto po'. A gente che mi sente, chissà che si crede, che hanno avuto di Maria per con voi. Non è detto di me. Solo con voi. Basta! Ma per bene le marito vostro mandare uscire chi è tutti e due manna papà. E se non mi pavano, vado per male reggio. Prima citazione, seconda citazione, sentenza e poi sequestro. E che sei questo? Che sei questo? Che li stanno combinando questa maniera? Io che bello affitto che faccio, mamma. O vedi, o sopravvivere mi repata, toi, ma che bello, porta maccarone, custode, savi, ma consulò. Alla faccia vostra! La faccia tua e che le mamma E dai. prende i vantaggi. Viva capriccio a fuoco! Che vi racconto tutto. Dite. Dovete sapere che io amo immensamente la figlia di Don Pasquale. Pupella, una vera pupatella. Io per quella giovane bellezza mia farei qualunque cosa. Bravo, così si fa. E ditemi una cosa, ma con papà come state? In pace o in urto? In urto, bellezza mia, sempre in urto. Dovete sapere che io 2 settimane fa mi pigliai 3.000 lire da dentro la scrivania e me ne andai. Lui non disse niente, solamente che adesso non mi vuole ricevere più in casa, me ne ha cacciato. Oh, No, quello fa così, sì, noi facciamo sempre così, quella è un'abitudine familiare, lui lo sa.
appena mi servono i denari, io ne piglio e me ne vado. E quando li ho finiti, o per mezzo di mia sorella, o per qualche amico che io ci metto per lo mezzo e facciamo pace. È un sistema di famiglia. È un prelievo sistematico. Perché io saccio come sa da ricevere un signorino. Ma tu stai sempre bene, bellezza mia. Dunque, ascoltami, io sono venuto per sapere due cose. La prima è per sapere se mi ami veramente. La seconda invece è per parlare con mamma e con papà tuo. Dunque, bellezza mia, rispondimi sulla prima cosa. Ma come zio di chi sta? La prima cosa pare che non ci sta nessuna difficoltà. Voi avete potuto vedere se io vi voglio bene o no. Bravo, pupilla, brava! Facete una balletta, facete una balletta. E che dico? Ma come mai tieni questa faccia così pallida? E la fama! Forse è la passione che tieni per me. Oppure ti affligge qualche altra cosa? Parla, bellezza mia, parla! Oggi mangiate assai e sarà la digestione. Ah. Ma sto benissimo. Non è vero, Don Giacchi? Come? Non vedete la ragazza schiatta di salute? Oh, Luigi, venite acca. E la vogliono sotto il giorno non mangia. Ah, mamma ci dà fare pure un pinto per la cattare un piatto di maccheroni. Voi che dite? Ma come? Quell'angioletto si muore di fame? Possibile? Se muore di fame con le sue amiche. Ah! E io tengo quanti soldi in la sacca? Ma tu bolletto, a me che pure. E già. E che fa? Se non tengo denari, però tengo credito per tutte le trattorie. Ma sapete che faccio? Faccio venire un pranzetto per 10 persone. Carne, pollo, pesce, torta, maccheroni, tutto. Pupilla mia non deve stare digiuna. Brava, questo significa avere cuore. Oggi trovato l'agenzia nelle giure qua. Mamma a casa sta chi lui giovanotte come vuoi sposare. Brava, così ti passa la pelle. Signore rispettabile, bellezza mia, E potevo manco. se mi trovate in casa vostra è perché amo immensamente vostra figlia. Ed essendomi accorto che pure la ragazza mi ama, io subito vi dico che me la voglio sposare. Signore, questa vostra sollecitazione sollecitata nel parlare mi gonfia di orgoglio e di condoglianza. Io come matro non posso dargli una risposta circoncisa. Al di fuori di me c'è pur anche il patro, che è il suo progenitore medesimo. Ma sono sicura però che anche io, sentendo questa cosa, ne avrà molta fucilazione. La ragazza avesse molta roba da portarle in dote, ma date le troppe disgrazie capitanate al padre, non tiene neanche il corriere. Come la vedete così la scrivete. Ma sono sicura però che nella nostra famiglia non troverete altro che buone viscere e dissonore. E non portatele corbellerie di fiori, ma solo opere di bene. Ho finito! Poi caccia, figlia mia. Io sto camminando stamattina senza poter buscare un soldo. E anche i soldi, io in da sacca, che noi. Uno è francese e nato è papallino. E come si fa questa vagliata? Come si fa? Che le si muore fame, E perché io non tengo fame. Anzi, io mi credevo che mi faceva per trovare 4 maccheroni. E come te faceva tu? E la stata sorda stamattina. Sì, ma dico io, no? Tu vedendo che si era fatto tardi e io non tornavo, potevo fare un cognatiello.
È questione che siete male organizzati. Ci sta chiusa, non si trovate l'agenzia chiusa. Mamma che la ride, apri! E che la donna Luisella avrà ragione a ridere. Perché tu aspettavi a papà per mangiare. Piano piano. Ti aspettava a marito. Sì, signor. Senza sapere che chi se ne è mai stato, né papà e né marito. È stata sempre tu spaticato. Siamo in cominciare la solita mortificazione tutti i giorni. Io hai secondo e me ne vado. Hai capito? Perché abbastanza mente la vita sacrificata che sto facendo. E a dopo? Per quanto poi riguardo a donna Luisella, potesse farmi ridere, perché noi potessimo ridere assai, un coppia di spalle sue. Ma io dove ne pazzando? Pazzantuno sì, ma onesti, che non sono collati. Ma Masca, parla come mi ha parlato, perché sennò stamattina che non hai fatto a moglie do faccio a te. È papà Niente, o figlio di Don Felice. Buongiorno. Buongiorno. Ehi, per prima che io non so come ti vedo. Prima di tutto, mi muore fame. E vabbè, quello perché fai parte della cooperativa. Ma tuo padre quando viene? Sta venendo. Prima mi ha corruto a presso, perché mi voleva pigliare a calcio. E perché? Perché? Perché mi aveva mandato da un signore con una lettera, cercandolo qualcosa era nato. Io sono io prima a tuo compare che mi ha accattato le pizze. E me la giù miserina la sacca a dosteva lettere papà. A lettera, sei tutta sporcata, roglie e pizze. Io signore, appena l'ha vista, mi stai vittando per tutte le scale. E poi se mi sa Luca, diccella a quel porco di tuo padre, a sti lettere e mannasse pacchino con mais. No, una signora come me. Ma si capisce, ma come tu ti metti le lettere a rotrime e pizze, ma che per forza si aveva spurcato. Tarato due case, tarato. Mi avesse acceso, uè, sa Caterina, impara da un'arte e va fatica, perché nel canto poteva mangiare più. Sì signore, me ne vado. Valeva se caduto. Me ne vado a occupare me. A così che si va a cantare tutto pizzo. Casatello e Panzarotto. Quasi quasi me ne vengo pure io a occupare. Felice, buongiorno. Buongiorno. Felice, noi stiamo aspettando a te. Mangiate voi, io mangio dopo. Noi stiamo aspettando a te per comprare qualche cosa da mangiare. Aspettate a me, lasciamo che ti passa per la testa. Io stamattina non ho scritto in un riga di lettere. Niente. E io nemmeno. E come si fa? Che ne so. Io stamattina non ho fatto un centesimo. Sono tornato sotto San Carlo vicino a un bancarello, portiere fritta, arrabbiata, desiderato una tazza di caffè, una presa d'acqua, niente. Dice che mi soccorre. Poi prima stavamo andando a parlare con il tavolino con tutte le penne. Stavamo andando, tra le altre cose avevamo andato a Pappariella da un signore che aveva... tu stai là, stai là, ma come quello è un signore tanto buono. Sempre che mi è servito qualche cosa di denaro, mi ha mandato sempre qualcosa di soldi, a lira, a 5 lire. Pure a 5 lire, Fino alle 10 lire, vai qua, i masca di Natale. E che fa? Che fa? Guarda la lettera tutte sporcate roglie. E che sono stati? Sono state pizze. Le pizze, Ma una soddisfazione me l'ha girato però. che soddisfazione. E lì due pizze, ne ha fatte 3 mozze. quelli che le guaglione, Vedi, guarda, va bene, stasera parliamo. Parliamo stasera. Parliamo rimane, parliamo. Una cosa non ti do felice, non se ne vanno, ma vanno abbandonato e se ne vanno. Sono solo 12. Sono 12, l'avrei guardato un po'
Lui c'è, il bambino con lui si è avvicinato. Loro che valigia male casa ci deve, si fece un fucile, un zainetto con pispato, cagò lì. Loro che valigia che mi ha fatto di fortuna, ma evento un solo invece che era più moderno, tenevo un zainetto con pispato, capito? Allora, pure la cava si è avvicinato, che la gravella non c'è fatta. Io un essere staccato, ma come posso fare? Io devo seguire la volontà dei miei genitori. Quando mi faccio grosso non ti preoccupare, io mi troverò una famiglia, o mi faccio una famiglia e una fatica e ti vengo a trovare e ti presento la mia zoccoletta. Ti porta la partecipazione? La partecipazione di padre amore, la partecipazione. E casa parla, si parla e non si mangia mai. Io mi muore fame. Non si capita papà, ma io che posso fare? Che posso fare morire? Non c'è concetto che ti volevo impegnare. O sopravvivere tu. Tu devi ancora un sopravvivere. Poi ti fai dare una bella buatta di pomodori, bella pelata, bella da chilo, perché non c'è salire da fare. A me un maccherone mi piace pieno di sugo, e come lo vogliamo fare questo sugo? Ma lo volessimo fare con le salsicce? Sì, lo facciamo con le salsicce, ma ti danno un bel chilo di salsicce, però non ti farà che le cacciatere fatte appese fuori, a povero vento, non sappiamo che le caccia mangiamo, ti fai fa fresca, non sa devi fare. Ecco, ma non devi fare quello di la macchinetta, che non mette a me, ti fai fare un bel chilo di prosciutto di maiale, lo pigli, o mettere in la macchinetta, piglia la palletta, la metti vicino alla macchinetta e trittata. A me che è una metragliatrice che sta. Ma spara solo salsicce però, Tu vedi tutte queste salsicce che camminano un po' vagone come se fossero tanti boccioli di rosa. E poi che rimaniamo così, asciutta, solo spaghetti e salsicce, no? Ma la volessimo fare una bella padellata di uova? Uova? Tu te le mangi le uova? Mi dai me magna. Come non te do? 4 a 2, 4, 6, 8, 10 uova. Però ti raccomando, Felipe, ti devi assicurare che siano fresche. Che ne da me, tu le prendi, le agiti. Se sono fresche, le prendi. Se no, desisti. Vabbè. E aspetta, vieni qua, come le facciamo queste uova? Con la mozzarella? Sì, le uova vanno fatte con la mozzarella. Fatti dare una bella mozzarella di Aversa, da chilo. Però deve essere freschissima, Felipe, che ne da me. Tu la prendi con 2 dita, la premi, se cola il latte la prendi, se no desisti. Aspetta, vieni qua, poi un po' di frutta fresca. Banana. Banana, sì, frutta assortita, frutta secca, uva abbondante, e poi ti fai dare 10 lire in contanti. Tieni da me, tu esci dal salumiere, no? Di fronte ci sta il vinaio. Tu vai là, non mi dici, qua mi manda Don Pasqualini il fotografo, datemi un bel litro di Gragnane autentico. Fa lì, ma tu ti devi assicurare che sia di Gragnane, Tieni da me, tu lo assaggi. Se è frizzantino lo prendi, se no desisti. Aspetta, tornando, ci sto da baccare qua sotto di bella sigara. Uno per me, uno per te, e il resto me lo porti, va? Ma scava, dimmi una cosa, ma che dite c'è sta un cappotto di Napoleone? Che c'entri il cappotto di Napoleone? Ci sta, qui c'è una catena d'oro, una maraglia, Ma ci sei il cappotto quando mi sposai con mia moglie Concetta? Oh, ya trassa mi si va su cappotto dove salumiere, mi vorrà preso tutto. E poi io non ci posso andare a lasciare qualcuno perché devo dire ancora il vestito della mia prima comunione. E noi nemmeno ci possiamo andare perché quelle c'ha le nostre coperte d'inverno. Allora, E come si fa? E come si fa? Felipe, tanto la fame ti vedo doppio. quando la fame non ti vedo proprio. Mannaggia a me, mannaggia, questa struttura che mi pare secolo da
La fortuna. La cultura a noi ci ha schifato, ma schifato. Che faccio? La stella non va troppo niente. Perché va a dormire e bisognava di aver fatto una bella mangiata. E non si fa di scesazzo. Mi capitano fatti chi si chiama, mi venga a dormire vicino a te. Ci mettono per sera, ma che sono sicuro che pure il sonno mi va solo via a tarazzo. Marchesino autentico? Caro Torrano. Prego. E che fai? Il marchesino resta all'impiego. Non siete al marchesino, prego. Prego marchesino, sediti. Adesso è buono. Grazie. Ecco qua, tutto è bene, perché finisce bene. Marchesino è bello, guarda è bello, marchesino è qua. Felice! Una casa, ci caccia una domanda con permesso di me, no? Prego. Dunque, noi veniamo qui sul posto da questo nostro suocero cuoco, veniamo mangiata prima, ma ci dovesse venire un poco di appetito in loco. Ecco, ci sta qualcosa da mettere sotto i denti? Altro che, là c'è tutto. Brodo, Però pure che va a fare con brodo, pasta asciutta, pasta bagnata, antipasti, antipasti, ostriche caviale, omelette, filetti di tacchino, metti baccalà. fagiani, fagiani, Che fa Gianni, che fa? fagiani. Che fa sto Gianni, che fa? No signor, fa già nell'aucille. Ah, un cielo che si chiama Gianni, ci capite? Dolce frutta e caffè, Caffè, babà, zuppa inglese, zuppa francese, torte di le foglie ville viete, e gelati, tiramisù, tiramisù, non ho capito. tiramisù, Già faccio. tiramisù. E non già faccio, faccio da noi. Non abbiate pazienza, quella il mio compagno ha finito di mangiare da poco e siccome voi state nominando tutte queste pietanze ne è venuto un poco di nausea. Certo. Ecco. Comunque- Vai, su con la vita, pensa a tua moglie, pensa a tua moglie. Sei ripigliato, voi? Potete mangiare quello che volete. Quella che vogliamo, vabbè. Ma che sì, scusate, un'altra informazione, ma noi dov'è che dobbiamo arrivare? Dove? Lontano. Questo è l'indirizzo. Dice tu che è un carattere piccolino. Cavaliere Gaetano Semmolone, Riviera di Chiaia, 155. Vabbè, 1160 teniamo autonomia. Siamo autonomi allora. Allora siamo d'accordo. Siamo d'accordo, Marchesino. Osegui, Marchesino, Osegui, bello Non si Marchesino. segue, ma A domani. Marchesino, scusate, una domanda. combina tutte Prego, cose. dite pure. Questo signore, Sì? quello che dovrebbe fare la parte di vostro zio, il principe di Casa d'Oro, non vi ha detto che ha una moglie, la quale sarei io? Non so, potrei venire anch'io, potrei fare la principessa, non vi pare? Mi dispiace, ma non è possibile. Perché mia zia, la principessa di Casador, è molto ammalata, malattia di petto. Non si può. Ma caro Marchesino, io nelle condizioni in cui mi trovo, l'ammalata la faccio benissimo. Ma mia zia è più di un anno che non esce di casa. E lo sanno tutti. Hai sentito? Hai sentito? La principessa è molto ammalata. Può darsi che adesso il marchesino torna a casa e la trova anche morta. Vuoi fare la morte tu?
Anzi, colgo l'occasione per farmi le condoglianze anticipate. Vai in cucina a preparare la cena per stasera, vai. Vabbè, vatti a coricare un'altra volta di zunna. No, non ci fate caso, lei soffre di diabete, quando mangia troppo fa sempre così, non preoccupare. Segui Marchesino, statevi bene. Mi raccomando Marchesiani con bene. Marchesiani con bene. Statevi bene, Marchesino. Bene, Marchesino, vabbè, vai ci può principe, Senti! Non lo so. Che state vedendo? Non lo so, a me il pavimento sotto i piedi. Un terremoto? Un terremoto, si è mosso tutte cose. Adesso ci l'ha visto. Io sono stata io. Sì. E che te passa per la testa? Adesso che mi fai la faccia adesso non pulizzi che tengo. Felicienti, io questa vita non mi affino una faccia. Domani sai che ti dico, vammi a spegnorare tutta la roba mia, vammi a spegnorare tutta la roba mia! Basta, ogni tanto dice a me su questo meglio. Tu vedi, ma che t'hai pigliato? La vita non palazzo, un triciclo, un motoscafo, che t'hai pigliato? Non si è mangiato un luccio potente che quando sono andato dall'impigliatore mi ha messo le centoline a giorno di ginocchio. E quando ti sarà servito non erano Se mi è servito, andiamo a mangiare tutti quanti di voi. Sto pazzando non morteva. Non morte fame. Guardate un po', guarda. Credere, Pasqua, mi vanno a costruire qualunque sacrificio. Devi spingere tutta la roba a questo. A costruire farmi prestare i soldi da Pasquale. Fratelli, non scherzate, fratelli. Diceva per dire. Già. Se non morte fame vicino a Napoli come me. E sento quello sono per la vista, visto il principe. Io devo fare il principe. A proposito di principe, prima vorrei che prima vorrei che starate chi se cava. Prima facciamo brutta prima che esce a ricordarsi esce qualcosa e qualche padre da Giulittini più farina. Chi se l'ha caricato pure bene. Ma qui, caso. Perché guarda roba bella, oh, questa è una bella giacca, che strana, sì, che sacca, che se una giacca proprio per me, Bello capito. Togliamo, sai, Santa accorto, piano, non sciupalle, che si cappella qua, ti raccomando, che ci stai qui. Come un'improvvisata apparizione, son casciuta in tuo cascione. Mi sono scarpe e roba vecchia, dei vestiti tanto tempo fa. Ma mi ha detto c'ho sciambocco con la maschera e scarpetta, che piaceva a borghesia e pigliaio posteria. E farnetto dalle stempere e serato San Carlino, degli resti do futuro, teate donna Peppa, niente chioni che hanno faccia improvvisata quando si recitava a braccio, con battute, frizze, lazza, niente chioni. Ma, scusate dello sfogo, ma che serve a ricordare? Tanto tempo passa e vola. E io scompaio dall'aria come un fantasma del passato. Vai na luce, messo! Abbiamo volito per niente! E state pagando, ma che parliamo con te? Ma che canetta! Subito la luce, non c'è fa! Non c'è Basta! Ma che sono questi cazzabuchi? Io non sono abituato a stare in mezzo a questo baccanale. Io sono un uomo.
Va bene. Basta, finitela. Avevi ragione. Finito, basta! E che modi sono questi? Ma è possibile che in questa casa... Parafone gigante. Non ridere, capito? Non ridere! Se non ti venga la coppa bassa, è entrata fuori, eh? Oh, è entrato Fuori, è entrata fuori! Ma questa è una bestia, non caccia questa, come che sono affezionata, caccia. E per un messo! Il signor Bebè, prego, favorisca. Oh, ma quanti fiori! Sì, i fiori sono tutti belli, però voi ci avete fatto un mazzo così. Che bella metafora! Oh, si chiama metafora quel fiore. Veramente ho portato con me anche un anellino di brillanti per la signorina Gemma. Davvero? Sì, con la mia iniziale, B di Bebè. Già, BBB. Ma scusate, ma qual è il vostro vero nome? Ma che ve ne importa del mio nome? Chiamatemi semplicemente Bebè, il mio pseudonimo. Va bene, allora vuol dire che vi chiamerò Bebè Pesolonimo. E la signorina Gemma non c'è? È uscita in carrozza con la sua cameriera, ma vedete che tra poco arriverà. Se permettete vorrei aspettarla qui. Vorrei darle personalmente i miei auguri. Ma prego, fate con comodo. Grazie. Mi accomodo. Prego. Datemi il permesso, signor Bebè Prego. Pesolonimo. Con permesso. Prego. Grazie. Va bene, grazie. Signorina Gemma. Bebè. Sì. Vorrei darvi personalmente i miei auguri. Voglio augurarvi tutte le gioie di questo mondo. E permettete che io vi dia questo piccolissimo regalo come semplice ricordo del signor Bebè. Ah. Carino. Dai. Ne abbi tutti in brillanti. Già, non abiti brillanti? Tieni, Betty, riponilo. Ah, signorina Gemma, se voi foste meno crudele con me, quante cose potrei fare per voi. Ah, sì? Voi sareste capaci di fare qualunque cosa per me, meno che sposarmi? Vedete, signorina Gemma, la mia nobile famiglia, i miei parenti, capitemi? I vostri parenti hanno ragione. Signor Bebè, le ballerine sono la rovina degli uomini. Lasciatele perdere. Ma io non posso vivere senza di voi. E allora, signor Bebè, sposatemi. Sposarvi oggi? Oggi verrò a teatro ad applaudirvi e stasera verrò a casa vostra a prendere un caffè. Vostro padre ha insistito tanto per farvi venire. Beh, se fa piacere a mio padre, venite pure. Arrivederci. Con il tempo
col tempo comprenderete il mio amore. Arrivederci, signor Berbè. Aiuto! Aiuto! Signor Berbè! Betty, cos'è successo? Betty? Non dite niente a nessuno, Oh, piano piano, piano piano. I dolori, piano. Lasciatica. Piano. Madonna, che brutta figura. Piano, piano, piano. Ah, signorina mia, ma che lupo muovo piace veramente. Bettina cara, ma io Berbè mi diverto a provocarlo. Si volesse credere a tutte le proposte di matrimonio che mi fanno i miei ammiratori. Ma tu hai visto quanti fiori? Come no, non ho visto. Ah, ma l'anno che viene c'ha vita riscere, che a fiore non ho pulito. E perché? A me mi fa piacere. Leggi Bettina, leggi su me li ho mandati. Subito! Il marchese Aurelio Friche! Chi stecchillo curto casamento tutte e sei in prima fila. Gustavo Troiano dei Duchi di Castelquagliato! Marone, che ossessione! Il barone Alfredo del Cane! Ah, e chi stecchillo casamento tutte e sei con binocolo e rinto palchetto. Basta Betty, basta. Andiamoci a cambiare. Ne tenete spasimanti, è vero, signorina? Sì, ma a me che mi importa? A me interessa solo Eugenio. Ma la sua famiglia però non vede tanto di buon occhio questo matrimonio. E invece questa volta i suoi parenti saranno costretti ad accettare il fatto compiuto. E se si scopre l'imbroglio? No, vedrai, andrà tutto bene. Ah, signorina mia, fate attenzione, perché pare che oggi gli uomini si divertono ad ingannare le ragazze. Ma tu che dici, Bettina? Lo sai che Eugenio è pazzo di me? E quello svergognato di mio marito, pure il pazzo faceva per me. Perché Bettina, sei sposata? Sì, signorina, da 8 anni. Ma veramente? Sì. Ma raccontami, siedi. Posso? Vieni. Sposai un giovane scrivano, un certo Felice Sciosciamucca. È morto? Magari! Dopo 2 anni di matrimonio ci siamo separati. E perché? Perché? Aveva una relazione, quello svergognato. Io lo venni a sapere e ci siamo divisi. Povera Bettina, chissà quanto hai sofferto. Ah, e come soffro, signorina mia, come soffro e quanto soffro. Ah, ma non per lui. Non per lui, credetemi, ma per mio figlio, che lui si portò via e non mi fece più vedere. Ma tieni anche un bambino, Bettina? Sì, signorina. E tuo marito non l'hai più visto? Ma che magari. Ma se le incontro, signorina mia, se le incontro, io ve lo giuro sul mio onore, che se le incontro io smetto di essere una donna separata per diventare vedova. Povera Bettina, vieni, andiamoci a cambiare, vieni. Sì. Mi devi raccontare tutto. Perché non mi ha mai detto niente, ma com'è possibile? C'è stato vieni, quante cose mi avrei dovuto dire. Permesso? Chi è? E tu chi sei? Conoscete un certo Don Vincenzo? E certo che lo conosco, sono io. Allora Don Vincenzo, tengo una lettera per voi. Una lettera? Sì, ve la manda Don Michele il Sensale. È tutta sporca di grasso. E non ci fate caso, mi succede sempre. Ah, ti succede sempre. Caro Vincenzo, questo povero ragazzo è figlio di un mio compare, ma è come fosse solo al mondo. I genitori non si curano di lui, avrebbe bisogno di guadagnarsi da mangiare lavorando. Guarda se puoi farlo prendere a servizio dal tuo padrone, ti saluto il tuo amico Michele. E come ti chiami? Peppeniello. Ah, Peppeniello. Senti Peppeniello, io adesso ci provo, ma se il padrone dice di no, bisogna che te ne vai. E dove vado? Io sto morendo di fame. E allora facciamo così. Se tu vuoi rimanere in sta casa e a ricercare di suo padre, e quando il padrone dà domanda, Vincenzo che te, tu hai rispondere, mio padre eccellenza, hai capito? Va bene.
E tinda sta mappata che tieni? O vestito servitore, fammi regalato compare. Guardate, tengo pure un vestito, tengo. Papà, mi raccomando, chiunque ti domanda, devi sempre dire che sei mio figlio. Mi devi chiamare papà. Non vince, basta che mi date a mangiare. Io dopo vi chiamo pure mamma. Eccellenza! Io! Zitto, zitto, mettiti a Eccellenza! Eccellenza! Comandate, eccellenza. Invece tu stai loca. Oggi è la festa di mia figlia e io la devo solennizzare come si deve, capito? È giusto, eccellenza. E poi, povera figlia, ma che se fatica puoi dire? Ti ricordi ieri sera a San Carlo che mi passa a dubbio? Di la verità. E come no, la signorina mi sembrava un uccello. Bravo, no, uccello, senti, e ti ricordo quando avete con la spattuta di mano? Quando non hai, vicino, quando non hai? Un quarto d'ora, eccellenza. Un quarto d'ora. Mezzo, hai capito? Giù è mezzo. Come? Che non certo che non passa così difficile, ti ricordo. Come no? Che non mettete un per qua, con tante era così, ho conquistato per, me la caviciato per io, Come un ciuccio. bravo, come uno ciuccio, bravo. Fino quanti fiori, tutti gli adulatori di mia figlia. Sì. E quando ne era, senti, mi ci reggimo un bigliettino. Certo. Gustavo Troiano dei Duchi di Castelquagliato. Oh, tu con la pasta bagnata! Scusate, signore, ma con Marchesino De Nogenio come vi regolate? A me pare che il signorino va bene assai e so scusate. Sì, ma i suoi parenti s'oppongono perché sono superba. Quello di ciò patesi qua non vengono, capito? Perché sono nobile. Beh, che te, voi non siete nobili. E come non sono nobile? Anzi, decenza. Io ti volevo dire una cosa, quando mi parla, non ti scordo il titolo, tu dici sempre eccellenza, va bene, ma ti scordi che dici la cavaliera, per esempio, se io ti dico Vicenza, avete fatta la cosa, tu mi rispondi sì, cavaliere eccellenza, hai capito? Va bene, cavaliere eccellenza. Bravo Vincenzo, bravo. Cavaliere eccellenza. Sì? Vi dovrei dire una cosa. Che cosa? Avvenire. Fatta annanzi e saluto signore. Comandate, cavaliere eccellenza. Oh, finalmente uno che mi chiama cavaliere! Questo maglione chi è? Cavaliere eccellenza è mio figlio. E se il cavaliere vostra eccellenza vuole, o facevo staccare, servo purisse. Oh, bravo, tu sei figlio a Vincenza! Sì, signor, e Vicenza mi pada a me. Adesso capisci? Sì, mi piace. Per il momento facciamo sta qua con noi e gli diamo 10 lire al mese. Cavaliere eccellenza, è troppo. E se fa bene l'aumenteremo pure, Grazie, cavaliere eccellenza. Papani, grazie signor. Vicenza mi pada a me. Ho capito. Vieni qua. Vieni, stai bene attento. Allora, questo è un campanello. Un tocco si chiama la cameriera di mia figlia. Ma tu non c'entri, capito? Non ti muovi. 2 tocchi. O chiamo te o l'altro cameriere. Ma ci vuoi? E tu che? E avete fatto 2 tocchi! A te uno tocco, da mia, capito? È buono. Sono 5 mesi, 5 che io suono per chiamarti e non sei mai venuto. Questa volta che ho suonato per non chiamarti sei venuto. Vattene che oggi è la festa di mia figlia e non lo voglio costruire, capito? Vattene. Allora, Papania, ti dicevo, stammi bene a sentire. 2 colpi, o chiamo tuo padre o all'altra bestia che tu mai hai vista. E io non mi muovo. Bravo, non ti muovi. 3 colpi è segno che io chiamo te e tu ti presenti. Non dubitate, cavaliere eccellenza, il ragazzo è molto intelligente. Non è vero, Papanier? Vicenza mi pada a me. Il ragazzo sarà pure intelligente, ma io non sono scemo però. È la terza volta che mi dice la stessa cosa. Bisogna compatirlo, cavaliere eccellenza, è un ragazzino. Eccellenza, accanciamo si è fermato una carrozza pieno di signori. I nobili, sì, questi sono i parenti di Eugenio che mettono in giro la mano di mia figlia. Mamma mia, vai subito a riceverla, vai. Volete che servizio come qui? Aspetta, con quella faccia di tiri mi ritornano indietro. Invece vai tu che sei più intelligente, mi raccomando. Vado subito, cavaliere eccellenza. Mi raccomando, mi c'è un bell'inchino. Ecco qui il cavaliere, il marchese Ottavio Favetti.
Marchese, è talmente grande l'onore che mi fate oggi che quasi quasi mi sembra di essere diventato scemo. E forse non avete torto. Grazie, grazie. L'illustrissima contessa del Pero e sua figlia, la contessina Clara. Fortunatissimo! Tanto piacere, tanto piacere. Il principe di Casador. Principe, è talmente grande l'onore che mi fate oggi che quasi quasi mi sembra un giorno festivo. Silenzio. E io volevo dire che sono impotente. Pura. No, impotente perché non posso contraccambiare quello che fate oggi voi a me. Silenzio. Silenzio. Signore, noi in data odierna siamo venuti in questa umile casa, così davanti a voi, che pur essente che siete denaruso, ma restate pur sempre un disgraziato. E a caso! Che cosa? Ma quello del principe, perché non avete il cappello? E voi avete il carumo nuovo! Sei una bestia! Perdonate, signor principe! Mi sono mascato! Insisti! Ma lo sa costui chi sono io? Calma, fratello. Sì, ieri sono venuti dalla Russia 4 luminari della scienza per visitarla e 3 dalla Danimarca. E dopo che l'hanno visitata hanno detto: principe, ormai non sperate più niente. Vostra moglie non ha più né polmoni e né fegato. Sì, ti chiede un poco di fegato, ma è poco, non basta. Nemmeno per un fritto. Se la milza, puoi alzarti, se la milza si mantiene ancora fresca, può vivere ancora 3 o 4 giorni, ma è difficile, mi hanno detto. Perché ormai la milza... E tacita! No, dicevo che... Dunque... Ma voi siete il padre della ragazza che mio figlio dice di amare tanto? Precisamente! Tanto? Ho capito, Taranto. Sì, sono io, precisamente. E le posso assicurare che mia figlia gli porterà un amore inqualificabile. Sì, vedete, io a principio mettevo quasi l'imponibile a questo amore scellerato, ma poi vedendomi così assediato e circonciso da una famiglia così tanto illustre e illustrata, che non posso fare altro che prendere mia figlia e buttarla in mezzo al fuoco. Trattatela bene. Signore! Io ero un poco contrariario a questo. A questo matrimonio. Ma vedendo che mio figlio piangeva la mattina, piangeva a mezzogiorno, piangeva al pomeriggio, piangeva la sera, piangeva la notte. Piangeva sempre, dissi fra me e me: ma questo ragazzo ne prenderà una scippa centrella. Quello già così, insomma, contentiamolo e che non se ne parli più. D'altronde lui possiede più
di 600.000 lire di reddito. 600.000 lire! Ma che cosa sono 600.000 lire? Ma chi li ha visti mai? No, è perché... Chi l'ha visti mai? Perché noi adoperiamo gli check. Sì, ogni check è cosa. No, sì, d'altra parte devo dire che mio fratello il principe qui presente ha già schiattato tutto il testamento in faccia a lui. Sì. Tutti i miei milioni sono di esso, di lui, come lei. Mamma, a me niente. Signor principe, ma c'è anche vostra nipota Carnala, non vi pare? Ma cara cognata, fatti salsicci tuoi. Io dei miei milioni ne faccio ciò che voglio. Lascia stare, mamma contessa. A me basta la cassetta di denaro che mi ha lasciato il nonno Filippo. Tutte le monete d'oro di Luigi XII, oltre alla catena d'oro di 2 chili. 2 chili! 4 chili! 4 chili! Si devono controllare queste balanze. Dunque, dicevo, io ero contro i reali, ma anche la contessa al principio era un po' sfavorevole a questo matrimonio. Come dire, al principio la contessa era un po' duretta. Ecco, la contessa era duretta. La contessa era un po' duretta, ma adesso la contessa è molla. E molla e cose sono fatti. Certo! Non poteva farmi piacere, ma visto che mio fratello Ottavio, il principe di Cassaro... Casa d'oro! Chiami, Vasco! Ma ti sbaglio! È il principe di Casador ed io, la contessa del Piede. Pero! Ah, questa contessa che sbaglia a tutti i coleoni. No, signor principe, ma avete pigliato zorro. E del pero chi lo dicono? I Lazzari in mezzo alla strada. Noi altri nobili diciamo del Piede. Scarsi anni. Dunque, come vi dicevo, io la contessa del Piede, vedendo che la ragazza aveva buoni fini e sani principi, dissi tra me e me. Dice sta sempre celata sotto Sant'Arco. Tutta arrugginata, morte e frigo. Non pratica allora. Oh, ma insomma, ma questa signorina scemma. Ma quando ce la fate vedere? Sì, facciaci vedere la cena. Ma subito, Vincenzo, chiamare subito la signorina Gemma. Signor principe, non perché mia figlia, ma è un vero gioiello. Sì, io l'ho visto ballare e per me balla molto meglio di tante ballerine che ho visto ballare a Parigi. Il principe è stato a Parigi. A Parigi? Ma io conosco più Parigi che Napoli. Di tu, fratello, quante volte siamo stati in Spagna a Parigi? Almeno un centinaio. 200 volte. 200 volte. Non lo vedi? Questo è Luigi XIV. Ci manca sulla Luigina. Ecco Gemma, Oh, vieni figlia adorata, vieni a conoscere i tuoi nobili parenti. Sono onorata, signori. La faccia del bicarbonato di sodio. Scossa, perché io guardo. Nipote mia, fratello, guarda che bel pezzo di nuora che ti sei fatta. Noi ti accoglieremo nel seno della nostra famiglia, nipote mia. Che offesa! Che offesa! Ma Giovanni, a duello! Ma come si fa? Ma noi non siamo abituati! A mangiare! No, a mangiare in casa di altrui! Nemmeno a casa nostra! Vabbè, pazienza. Ma no, ma voi così subito devi rassegnare? Non vi dovete rassegnarsi è una viltà, dovete insistere. Bisogna insistere.
E dunque, voi che ne dite, contessa Scavaziannona? Se per farvi piacere. E voi, principe? Accettiamo. Si è dormito tutto qua. Accettiamo. Accettate! Signor principe, accettate! Io ve ne sarò grato per tutta la vita! Come accettate, mamma mia? Mamma mia, che piacere! I nobili a casa mia! Sì, accetti! Accettate, mamma mia! Ma ditemi una cosa. Ma mi fa proprio tanto piacere che noi restiamo qui a mangiare a casa vostra. Ma certamente! Allora vuol dire che per farvi contento resteremo anche domani. Anche dopodomani! Poi anche una settimana, Anche 2 settimane! un mese, 6 mesi! un anno. 2 anni! 2 anni, affare fatto! Mamma mia, 2 anni! 2 anni! Recenza! Dove sei, Recenza? Mamma mia! 2 anni, tanto vedo 2 anni ci hai fermato nel più bello, ci stavamo incamminando così bene. Ma fate, 2 anni sono 2 Allora anni! siamo ancora giù, Recenza! E poi Recenza, mamma mia, che io non avere 4 nobili a casa mia! Mamma mia! guardate che i 2 anni sono rinnovati. Certo! No, noi ci abbiamo un'opzione. Ma voi non mi da muovere più a qua! E voi sapete che faccio? Io vi do una catena e poi attacco a tutte e 4 coppe e 7! Mamma mia! Mamma mia, che bella cosa! Sciocchi! Ma voi capite mangiare per 2 anni. Ci va scaccato sta carella un baffo. Ma scusa, ma tu che colla hai usato? Come scarpano. Marchesi! Ci poteva mettere quello dei manzetta? Se lei so. Marchesi, scusate, dici la verità. Io a parte la contessa faccio troppo bella. Ma pure la contessina faccio bella assai. Va bene, non è così, non vada lei. Avremmo fatto qualche graffa, ma noi siamo andati bene. Io 2 anni a mangiare e di questa casa. Signori, scusate tanto. Che vede? Pupilla, la madre. Pollicino, perché ci fate qua? E come che ci faccio qua? Io sono il padrone di casa, bellezza mia. Veramente? Padrone casa, Ah, ho capito. Voi siete quelli che stanno facendo la finzione. Oh, che bella cosa. Così possiamo stare sempre vicini, bellezza mia. Amico! E io sono il padre del fratello! Ah, voi siete il padre, benissimo. Io ieri sera sono stato a casa vostra, ma non vi ho trovato. Sappiate che io amo immensamente vostra figlia e che me la voglio sposare. Dopo se ne parla, Per sono ora... momenti, insomma. Ha ragione, per ora vattene. No! E come faccio a fare pace con papà se me ne vattene? Appena ci mettiamo a tavola, tu ti presenti con una bella barzelletta e vedrai che ci fai pace. Però fateci mangiare prima, mi raccomando. Va bene, bellezza mia, allora farò come dite voi. Bella, scusami, sa, io me ne vado. Bella, amami, sa, amami, sa. Ma mi sa, ma insomma! Ma io ve l'ho detto che sono il padre! Ma voi scusate, ma voi chi siete? Chi sono io? Io sono il figlio di Semmolone. E siamo lì! Io sono un giovane ricchissimo che posso fare la fortuna di vostra figlia. Ecco, ma c'è la figlia mi sacrifica. Amami, sa, amami, sa. Gennarino, sapessi come sono contento. E io pure. Bene. Allora, diceva io adesso, Marchesino, vogliamo andare in giardino che ho visto quel buffetto pieno di fella di melone? Due scambazzine per la fella di melone. Andiamo in giardino. Vieni in giardino che ci stanno con le sfogliatelle. Stare qua, mi voglio ambientare, devo stare 2 anni in questa casa. Raccomando, fratello, non facciamo brutto figura, va. Ma che mangiare questo?
bella cosa fare il nobile. Non c'è niente da fare. Io sono nato per fare il Signore. Certo, una casa riscaldata è tutta un'altra cosa. Sei servito, riverito, ossequiato. E a volte mi domando, padate, ma che hai fatto? Ma perché il pezzente l'hai messo al mondo? Il pezzente è triste, malinconico, il pezzente non doveva esistere. Ecco, questo ci vorrebbe, un mondo senza miseria. Invece così va il mondo, suoni e arriva la servitù. Comandante eccellenza! Oh, io voglia! Non abbiate timore. La signorina mi ha raccontato tutto di me, potete fidarvi. Mi posso fidare? Ma certamente. Vedete che io mi fido? Sì, sì. Sicuro che mi posso fidare? Sicuro, sicuro. Eccomi qua. Ah! Felice! Svergognato sei tu! Non gridare, tu hai detto che mi potevo fidare, io mi sono fidato. A questo sei ridotto, a questo sei venuto messo facendo gli imbrogli! Svergognato, ma mi sei capitato un'altra volta davanti ai piedi! Non gridare, capito? Non gridare che io qua ho fatto il contratto per 2 anni con la pensione. 6 anni senza sapere se questa povera donna era viva e morta! 6 anni senza tua moglie! 6 anni senza farmi vedere quella povera creatura di mio figlio! Pampanella! Addosso a Pampanella! Non gridare, capito? Non gridare che se questo si scopre facciamo un guai a me. Tu hai ragione! Ah, io non posso gridare, io non posso dire tu chi sei, perché altrimenti farei del male alla signorina mia. Bravo, faresti molto male alla signorina tua. Lo vedo questo. Non scherzano le armi, sa? Vedi, t'ammazzo! Se non mi dici mio figlio dove sta? Non devi scherzare, tu non devi gridare, ma basta, signora! Signora, io non vi conosco. Voi non sapete con chi state parlando. Dove sta mio figlio? Io sono il principe di Casador. Tu vuoi essere che vuoi tu? Pampanella! Io sono non lo so, ma io sono il principe di Casador. Adesso chiamo la servitù e mi faccio mettere la porta. Vabbè. Comandante, cavaliere eccellenza. Oh, e chi si fa qua? Chi è questo bambino? Questo è il nostro figlio Pappaniello. Pampanella! Quando ti sei fatta bella! Ma voi chi siete? Ma non bacio come che sono! Io sono la mamma tua! La vera mamma tua, figlio! Bella! Ma cosa sta succedendo? Vincenzo, questo è mio figlio! No. Non lo vedevo da 8 anni! Ma dimmi, come mai stai in questa casa? Come ti trovi qua? Vincenzo, e bada a me. Ma vieni con me, raccontami tutto, mi devi raccontare tutto! Principe, mi dovete scusare. Quel ragazzo è mio figlio. Bravo! Il pover'uomo se l'è cavata. Peccato che stava troppo lontano, altrimenti come si può fare? Ma signori nobili, vogliamo andare in giardino a prendere un caffè, eh? No! Il caffè proprio no. Andiamo! Non visto che ci stanno le pastatelle? Una cosa fresca il cappelletto. Signor principe, lei non viene con noi in giardino? Andate voi. C'è un po' di ventotto fuori. Io voglio stare qua a contemplarmi la casa. Andate. Allora con permesso, mi datemi il concedo. Sì, ve lo date per posto. Adesso, signor principe. Dimmi una cosa, ma qual è la camera di Bettina? Vicino a quella di Vincenzo. Vicino a sto baffo.
Fermatevi, signora. E non posso sentire niente. Io vi come devo lei parlare, vi devo parlare. E voi mi dovete ascoltare. Ricordatevi che sono vostro marito. Marito, tu marito. Non ridete, signora, e ascoltatemi. Ma giusto mo parlando. Parlando di mano quando hai digerito tutto champagne. Io non ho mangiato e non ho bevuto. E non ci pare. Sono stato tutto il tempo dalla tavolata a piangere per voi. Tutto il tempo con un bicchiere in mano a bere. Bevevo la mia stessa lacrima che mi cadeva nel piatto. Ho bevuto un brodo di lacrime. Comunque sappiamo che tutto quello che vennero a dirmi sul mio conto furono calunnie, solo calunnie. Solo calunnie. Quando vi gocciassero sopra la casa di Luisa alla Sarta e mi facessero quel 10 di paliature, dallo sguardo che giurai di non vedervi più. Poi mi passò la sfuriata e la collera e mi venne a cercare. Vi ho cercato per mare e per terra ma non vi ho trovato. Quando finalmente ho saputo che stavate qua sopra a faticare, allora sì che mi sono travestito da roba da principe per venirvi a trovare. Questa è la verità, tutta la verità. Quanta chiacchiera. Assai buona canzone. Ma insomma dico, è un padre che fa suo figlio senza camisa. Che ne diresti, Bettina? Che il padre di quel bambino senza la camicia non l'aveva nemmeno lui. Bella cosa. Bella schifezza. No, comunque ditemi come mai che Vicenzo, il cameriere di questa casa ha detto che Pappariello è suo figlio. Perché io ho sentito con questa orecchia quando il bambino ha confessato e ha detto Vicenzo mi è padre a me. Parlate, signora, deponeta. Perché Vincenzo, per farlo assumere in casa del padrone, lo ha presentato come figlio suo. E a Pappaniella ha detto chiunque ti domanda, dice che tu suo padre. Veramente, Bettina? Sì, Felice. E allora se questa è la verità, perdonami, Bettina, non la faccio più. Principe il caffè. Chi è? Sono io, Vincenzo. Sta Vincenzo, io lo Sono qui, principe. Non vi vedo. Qui, davanti a voi, qui, principe. Non c'è vieni qua, mi facevo più bassino. Scusate, signor principe, mi avevano ordinato di portarvi il caffè. Io proprio a voi cercavo per dirvi che il caffè non lo voglio. Come volete, signor principe? Permettete. Vincenzo, per piacere, siccome il principe è qui presente, si crede che Peppaniella è figlia a te. Dillo tu la verità, perché Oaglione ti chiama padre? Sì, è una curiosità di Napoli. Ecco, signor principe, io ve lo dico. Però per carità che non sappia niente Don Gaetano. Omertà. Voi capite? Omertà. Ecco, signor principe, siccome il ragazzo stava in mezzo ad una strada, io per farlo assumere a servizio ho dovuto dire a Don Gaetano che era mio figlio. Però io vorrei avere la soddisfazione di conoscere il padre. Perché già conoscendo il padre. Per potergli dire brutto disgraziato delinquente. Padre. Al padre, con quale coraggio hai lasciato quella povera creatura in mezzo ad una strada? Tu sei una carogna. Padre. Al padre, e vi garantisco, signor principe, che avrei la forza di spaccargli la testa. Al padre. Sempre al padre. Ah, perché, Betty? Forse il principe credeva che tu fossi mia moglie. Presta poco. No, signor principe, tra me e Bettina non c'è nulla, siamo bravi compagni. E poi Bettina è una ragazza onesta e lavoratrice. Grazie. Il marito no. Il marito no. Il marito è un disgraziato delinquente. Il padre, il marito del padre. Il marito. Con permesso, signor principe. Vincenzo, chi ti viene in mano?
io lo voglio vedere a Tattaniello. No, figlia, adesso il bambino dorme e poi se si sveglia, ti vedi con quei baffoni si mette Io male. voglio dare un bacetto piccolo qui sulla blondina. E vabbè, però silenziosamente, vieni con me. Silenziosamente. Andiamo. Piano piano piano. Andiamo. Facciamo una mano lunga. Piano piano. Andiamo. Il principe stava inginocchiato davanti a Bettina, le teneva le mani e le diceva: Bettina, Bettina mia, ma se così sei detto la verità? Ma qual è sta verità? Non lo so. Ah, forse il principe credeva che tra me e Bettina, ma lei gli stava dicendo di no. Ma avevo detto che guaio, ma quello è il principe già sposato. Sì, ma anche Bettina è sposata. Ma Bettina è sposata? Sì, e tiene anche un figlio. Un figlio? E lo sapete chi è? Peppiniello. Peppiniello? Ma Peppiniello non è figlio tuo? Sì, è il mio figlio. Ma il padre è il marito di Bettina. Avete capito? Il padre, il marito. Io non capisco niente più. È proprio oggi che ero così contento. Il fidanzamento di mio figlio. Ho rifatto la pace con mio figlio. Ah, ma a proposito, ma tu hai visto Luigino per tutto il tempo del pranzo ha parlato con la contessina sottovoce. Meno male che nessuno se ne è accorto, capito? Quello se ne accorge, chissà che sta facendo. Papà, ma perché ci avete lasciati soli? Ti sei mangiata quella fetta di limone, ma quello serviva per pulire le mani. Quelli concetti, quelli che devi capire che si no, dicevo, ma mio fratello il principe. Oh, beh. Mio fratello il principe, oh, beh. Sì, le volete a te camino? Camino ci pensi? Come ci pensi? Piano, piano. Grazie, signore. Quanto siete buoni. Donna Lucia. La moglie non felice. Una sedia. È morta. Magari, cognata mia cara. Ma come? Voi così ammalata siete uscita di casa? E poi, perché ho bisogno di parlare con mio marito, il principe. A proposito, dov'è il principe? Forse sarà in giardino. E andiamo in giardino. Sì, andiamo. Piano, Sì, piano. piano. Perché sapete com'è? A me a quest'ora mi viene la fanno, mi tremano le gambe, mi vengono le convulsioni. Poi mi schiatta il vero, niente. E sapete voi quando mi calmo? Quando vedo mio marito il principe. Andiamo. Fatemi vedere il principe. E io mi calmo. Andiamo a vedere il principe. Fatemi vedere il principe. E io mi calmo. Andiamo a vedere il principe. E fatemi vedere il principe. Sì. E fatemi vedere il principe. Io mi sento che stasera buscamo. Cammina, palle e baccalà. E c'è troppi parenti. E mo che succede? Esci da Peppe! Chi è? Il solito corteggiatore? Fallo entrare. Papà, e voi che cosa ci fate qui? Come cosa faccio? Io sono vostro padre, sono venuto a vedere cosa fate voi in questa casa. E così voi sareste il signor Bebè. E così, mentre voi proibite a me di sposare una ballerina, non disdegnate di essere il suo più assiduo corteggiatore. No, corteggiatore, e del resto vi ripeto, sono vostro padre e non voglio che voi indagate sulla mia vita. Naturalmente. Però bisognerà vedere che cosa ne pensa di questo mia zia.
La principessa di Casador. Voi non farete questo, eh? Lo farò. Voi non lo farete. D'altronde, se volete sposare la signorina Gemma, fatelo pure. Io non ho nulla in contrario. Non mi basta. Voglio il vostro consenso. Col mio consenso, ma... E va bene. Allora vorrà dire che andrò a fare una visitina alla principessa di Casador. Ma aspetta, sì, il cuore assassino. Vediamo di metterci d'accordo una buona volta. Cerchiamo di trovare una soluzione. Marchesino, siete desiderati dal marchese vostro padre. Come? Io ti desidero. Papà, vedete, io adesso vi spiego tutto. Che sta succedendo? Il padre di Gemma, dovete sapere che la cosa è andata così. Adesso la racconto. Ascoltatemi. Signor principe, sapete chi vi sta cercando? Vostra figlia? No, vostra moglie. Mia moglie, qua moglie. La principessa. La principessa, ma proprio la principessa che lo può tornare a casa. Principe, Luisella. Ah, torna la pettina. No, signor principe, è così ammalata, poveretta. Per questo che mandatela via, quello sta male, può morire da un momento all'altro, e quello può morire qua, e non potete giocarvi neanche i numeri a morte, no, perché principessa morta fa 91. Io me ne vado. Principe, mio amato consorte, mi abbracci, mi attivi qualche cosa pure. La moglie mia, cara. Ma come, voi così ammalati siete usciti di casa? Voi potevate morire e non siete morti. Ma qua questo non è morto. Che ne dici, fratello, di questa visita inaspettata? Che dovevamo eliminarla prima di uscire di casa. Siamo rimasti tutti meravigliati, Tutti a bocca aperta. tutti sbigottiti. Signori nobili, forse voi dovete parlare di cose intime di famiglia. Io, se permettete, mi ritiro, ecco. Itti, buon uomo. Non è permesso. Voi forse dovete parlare di cose intime di famiglia, se permettete mi ritiro anch'io. No, tu no. Andate, buon uomo. Con permesso, Prego. Con permesso. Itti, buon uomo, itti. A quanto pare non vi ha fatto tanto piacere questa mia vita. Donna Luisa, voi tutta viva a forcheva di qua. Qua non ci stiamo divertendo, qua ci stiamo guadagnando il pane, stiamo lavorando. Ma me lo voglio guadagnare pure io il pane. Con il tuo pane, va bene, ma perché sali giù? Sali giù. Ma chi? Ma faccia Non gridare, stai tu a manare, non gridare, capito? Non gridare, non gridare. Ma chi stai ti tacchi? Senti Felipe, basta! Di questa vita non la rifà più, ti lascio e me ne vado! Finalmente l'hai detto, avete sentito? Questo mi lascia e se ne va. L'hai detto e te l'ho detto davanti a 4 testimoni, questi non sono testimoni così, questi sono testimoni oculati. Siete oculati voi? Sì, sono oculati, quindi te ne puoi andare. Me ne vado! Però prima mi devi spegnorare tutta la roba mia! La noto con stupegno, la noto ogni tanto ti riesci con stupegno a pizza. Ma quant'è che devi avere? Si può sapere quant'è che devi avere? 247 lire! 247 lire. Poi scade benissimo 247 lire. Dammi 53 lire lì e state non 300. Ma è possibile che non trovo un'anima buona, più loca. Non trovo un'anima buona che mi presto 247 lire per darlo a questo e non vederlo mai più. Io te ne do io. Non abbattì. La moglie! I gatti sui tetti. Voi state qua, state! Allora tutto è chiaro, tutto si spiega, tutto è a posto! E allora vorrà dire che le 247 lire me le date voi, perché per voi non sono niente, 247 lire! E si capisce che non sono niente 247 lire, perché io me le guadagno con il lavoro. Lavora lei. E sai che ti dico, donna Luise? Vattene con le buone, se no te ne vai con le cattive. Oh, io me ne vado con le cattive! Io me ne vado con le cattive! Ma la sentite? La sentite? E che andiamo, moglie? E come moglie
o può dire? Bravo. E la moglie se la deve prendere con il marito che va facendo questi imbrogli. No, me la devo prendere con te, che ti mettesti con un uomo ammogliato. Brava, ha ragione. Funicular senza corrente! Mia moglie la Gianni, non c'è! Che succede? Che cosa sta succedendo? Che succede? Marchese! Basta. Contessa! Contessina! Principe! Lì stavamo provando Madanantella, volevamo farvi una sorpresa. Principe! Avete messo un baffo! Ma che sarei, io tengo questi bei baffoni. È vero, sì, succede, mi succede spesso. La vostra sanguigna mi ha fatto un baffo. Ma signor Marchese, contessa, principessa! Ma qua principessa, qua marchese, qua contessa. Questo è Don Felice Sosciamocca lo scrivano e quell'altro è Don Pasquale il fotografo. Possibile! E voi me l'avete creduto? Ma allora che pezzo di battilocchio sì! La nostra è fame vera, il resto è tutto finzione. Noi siamo 5 pezzenti morti di fame, che ci azzanniamo l'uno contro l'altro per la fame. E voi mi l'avete creduto, ma fatemi il piacere. Folì, io adesso me ne vado, ma domani sai che ti dico? Fammi trovare le 247 lire, perché se no dove trovo una bottacca tarapaca. Sì, il principe, il marchese, la contessina, sti quattro morte fam, su a faccia vostra, a tu sfumare. Che se ne dica, io sono un signore. Marchesino, che cos'è questo imbroglio? Don Gaetano, perdonate. Sono stato io ad architettare tutto questo stratagemma, perché amo troppo vostra figlia. Sì, papà, perdonateci. Ma adesso sono pronto a sposarla, con il consenso di mio padre qui presente. Come? Voi suo padre? E perché vi facevate chiamare Bebè? Semplicissimo, sono venuto in incognito nella vostra casa per conoscere il carattere della signorina Gemma e vedere se era degna di mio figlio. Sì, papà, io lo sapevo. Va bene, e allora che devo dire? Sposatevi e che il cielo vi benedica. Papà, bellezza mia, e perché non benedici pure a noi? E perché vi devo benedire? Sì, papà, benedici pure a loro, che fa? Perché io voglio bene. Bellezza mia. Pure? Vi devo benedire e benedico pure a voi. Cavaliere, scusate, vi trovate benedicendo. Benedite anche a me e a Bettina. Ma Bettina è già sposata. Lo so, è sposata con me. Con voi? E quel ragazzino di chi è figlio? Ma chi? La Pania? È mio figlio. È nostro figlio. Ma volete che faccia tosta? Ma io voglio vedere proprio se si ricorda ancora. Sì, voglio vedere. Comandate, cavaliere eccellenza. Dimmi una cosa, tu a chi si figlia? Vicinanza me vada a me. E questo signore chi è? Papà! Sì, sono tuo padre, che ha passato tanta guai, dalla miseria vera alla falsa nobiltà. Torno nella miseria, però non mi lamento. Mi basta di sapere che il pubblico è contento.
il grande Luca De Filippi. Certamente deve essere ricordato Luca, per ricordare Luca non ha bisogno di pretesti. Forse il pretesto di fare questa commedia è stato ricordare Luca De Filippi. Luca è stato un grande artista. Per dire soltanto 2 parole, perché poi ci sarà una serata tutta dedicata a lui. Non si può ricordare Luca De Filippo soltanto con due come si chiamano queste cose? Come si chiamano? Banner. Queste 2 banner con fotografie e con un piccolo video. Luca De Filippo ha bisogno di ben altro per essere ricordato. Io ho avuto l'onore di lavorare per 14 anni con Luca, 14 anni dove si facevano brevi 6 mesi all'anno e quindi facendo il conto più di 2500 volte siamo stati insieme a lavorare sullo stesso palcoscenico in tutta l'Italia, in tutta Europa. Ma non era soltanto compagno di scena Luca, era il compagno di vita. Lui aveva, quando l'ho conosciuto 37 anni, avevo qualche anno in più, eravamo diciamo coetanei quasi, e quindi abbiamo cresciuto insieme, abbiamo maturato insieme artisticamente, abbiamo visto i nostri figli crescere, abbiamo condiviso successi, grandi successi artistici, e abbiamo anche condiviso tante vicissitudini che portarono a tournée in mezzo alla nebbia, situazioni logistiche che ci portavano a subire cose che un artista purtroppo chi fa questo mestiere lo può capire. Luca per me è stato un grande, anche se è stato molto criticato, e questa è una critica che la voglio fare a tutti i pseudo artisti culturali che hanno detto di cotte e di crudo di questo grande uomo e grande artista, perché se è vero che è stato avvantaggiato all'inizio della carriera perché si chiamava De Filippo, no, ma lo hanno fatto pagare, caramente lui ha pagato questo cognome. Se l'avessi chiamato invece di De Filippo, se l'avessi chiamato pure De Pasquale, sarebbe stato per me un grande artista, non solo un grande artista, ma un grande uomo. Ve lo dico io, che ho dormito con lui, ho mangiato con lui, siamo stati 14 anni insieme. Ho debuttato, mio figlio Gino ha debuttato all'età di 12 anni con questo grandissimo artista, che voi tutti non lo conoscete come ho avuto il piacere e l'onore di conoscerlo io. Luca veramente era un grande, vedete, era un grande. Subiva questo macigno di questo cognome che diceva sì, mio figlio è Edoardo, non diceva mai Luca De Filippo, diceva il figlio di Edoardo. Ma perché? Perché era Luca De Filippo, il grande Luca De Filippo, che Dio l'abbia in gloria.